Sono gli artigiani moribondi di una società di vecchi, donne e bambini, ex emigranti che hanno consumato la vita nelle miniere del Belgio, negli altiforni di Pittsburgh, nelle torbiere della Teufeltal e in altri posti di mezzo mondo dove vanno a lavorare dai 18 ai 60 anni. Sono gli abitanti della Valcellina, nell'Alto Friuli. Quando tornano al paese hanno ancora abbastanza agilità nelle mani per dedicarsi all'artigianato tradizionale dei mestolari. Assieme ai mestoli fabbricano spinotti per botti, cucchiai, mortai, piccoli giochi per bambini e 100 altri oggetti utili o superflui. Un piccolo patrimonio di legno lavorato che nasce in sordina intorno al focolare e aiuta a tirare avanti e a fare una dote alle figlie giovani. E tocca alle ragazze trasformare il patrimonio di legno intagliato in una dote in denaro contante. Sono le ambulanti del più povero commercio che si conosca. Il loro bagaglio è quello di tutti i pionieri poveri, le gambe per camminare e un mucchio di roba da vendere. Ed è sempre stato così per tutte. Le vecchie di oggi partirono un giorno per conquistarsi la dote, poi continuarono a camminare per guadagnarsi la vita. Il lavoro è antichissimo, ma la strada è moderna, fatta per ruote più veloci. E anche il volto della ragazza è più moderno del paese che si lascia alle spalle. Appartiene già al mondo verso cui si sta dirigendo e che comincia a intravedere, oltre i valichi alpini nevosi dove incombe un inverno precoce. È un mondo, quello laggiù, fatto di gente e di speranze nuove. Non importa se per raggiungerlo bisogna pagare un alto prezzo di fatiche e sacrifici, aggiogata al carretto che si fa sempre più pesante ad ogni passo. Lasciato il paese, questa ragazza non avrà più nemmeno un nome. Tutti la chiameranno Nerta, che in dialetto vuol dire abitante di Erto, la prima borgata di queste montagne da cui incominciarono a partire le venditrici ambulanti di abete intagliato. Camminerà per settimane, per mesi, e tornerà indietro soltanto quando si saranno disciolte le nevi sui valichi alpini. A valle, nei paesi pedemontani della Prealpe, comincia la parte più importante del lavoro, vendere. Ed è ogni giorno più difficile, perché la concorrenza industrializzata del nostro tempo ha cambiato i gusti e riempito le case. Più avanti, invece, si può trovare un vecchio bottaio affezionato che sa valorizzare uno spinotto di buona fattura e di prezzo modesto. Basta una monetina per pagarlo, ma qualcuno non ha nemmeno questa e baratta gli oggetti di legno con una scodella di minestra o un pugno di castagne arrostite. In certi paesi si trova davanti ai pregiudizi. La porta sbarrata, le scope incrociate in segno di scongiuro come davanti alle streghe delle oscure leggende medievali.
magri guadagni non permettono di più e il letto sarà quasi sempre un fienile. Il paese sembra ora un mondo lontano, abbandonato per sempre, e sempre più distanti si fanno le speranze respinte dalla fatica e dalla tristezza. C'è un po' di malizia negli occhi del Mandriano. La giornata è bella e invita alle confidenze, ma lei non ha tempo per l'amicizia e per i discorsi. E in fondo non ha tempo neppure lui. Visa, ferma, Visa. Il paese e gli affetti non sembrano più tanto lontani. Adesso non è più così sola. Ha trovato un'altra Nerta, un'amica che si porta il bambino per non lasciarlo nel paese dei vecchi. Ma anche la gioia di questo incontro è breve, perché ognuna ha la sua lunga strada da percorrere. Dalla montagna non si è portata dietro solo il carretto, ma anche le abitudini, la dignità umile e antica, la compostezza, la pulizia, la decisa volontà di rinnovamento. La città non è più un buon mercato per i mestoli della Valcellina, per questo è meglio attraversarla in fretta e ritrovare le strade della campagna. Le strade che attraversano la laguna. Nei paesi rivieraschi la gente è povera, però è più facile vendere anche se il grido della concorrenza è più forte. L'imbonitore professionista si fa aggressivo, non si esibisce soltanto per i clienti. Nelle sue grida c'è un richiamo nascosto da gallo provocante rivolto alla ragazza della montagna. È un modo per farle la corte davanti a tutti, la cavatina di un tenore da mercato destinata all'insuccesso. Ma la Nerta ha cose più importanti da fare e anche da vedere. La sua strada l'ha portata sulle rive di un mondo che non aveva mai conosciuto e che la ripaga, l'entusiasma, la libera d'un colpo di tutte le fatiche. La storia di questa ragazza non finisce qui, sulla spiaggia, nella breve felicità di un pomeriggio marino. Il carretto è ancora pesante, la strada è ancora lunga. Ritornerà poi in quel paese della Valcellina, nell'Alto Friuli, dove i vecchi aspettano soltanto di morire e da dove la Nerta spera un giorno di andarsene per sempre.